Caro Manna, ti stai già iniziando a mettere contro Aurelio De Laurentiis e Chiavelli? India, vai, è passata mezza giornata e Manna già le suona in testa sia a Chiavelli e sia ad Aurelio De Laurentiis. E qui c'è da fargli solo un applauso al nuovo DS del Napoli. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Allora, Manna ha le idee chiarissime per la prossima stagione. Manna non è meluso, ma questo già l'abbiamo ampiamente detto. Manna ha la testa sulle spalle, e questo già l'abbiamo detto. Manna vuole rifondare e ricostruire questo Napoli. Allora, tasto like e il commento perché voglio sapere la vostra su questa situazione che già si è venuta a creare. Manna già inizia a creare la nuova squadra per il futuro e questa è una grandissima cosa perché significa che il ragazzo ci sa fare e già sa dove deve mettere le mani. Ma la cosa molto importante, la cosa veramente importante è che Manna sta spingendo Chiavelli ad andare su Antonio Conte e non su un altro profilo, non su Giampiero Gasperini come si era detto che nell'ultima settimana, ovvero questa dove porta la chiusura della Serie A, ma sta spingendo proprio Antonio Conte sulla panchina degli azzurri e questa è una cosa che, ragazzi, significa che Manna vuole essere già protagonista per la prossima stagione, già vuole buttare colpi pesanti in canna e poi spararli questi grandi colpi. E fa benissimo, perché veniamo da una stagione deludentissima. Se riuscirai a battere il Lecce e il Torino perde, ti vai a fare la Conference League. Se, toccando ferro, la Fiorentina dovesse vincere la Conference League, perché non è tanto scontata la finale Olympiacos-Fiorentina, ragazzi. Quindi occhio, perché l'Olympiacos ha una buonissima squadra e sa giocare a calcio. Stessa cosa che sa fare la Fiorentina. Ma gli manca l'attaccante alla Fiorentina, questo dobbiamo dirlo. Comunque, mi sto perdendo nei cosi. Allora, come dice la Gazzetta dello Sport, il nuovo DS Azzurro ieri ha avuto un lungo colloquio con Chiavelli per provare a rafforzare la candidatura di Antonio Conte. Questo lungo colloquio, e sappiamo tutti la decisione di Chiavelli qual è per la prossima stagione, ovvero Gasperini, perché secondo Chiavelli farebbe male alla borsa, al portafoglio del Napoli, ma se vuoi tornare a vincere subito devi provare a prendere un allenatore vincente, ovvero Antonio Conte. Ecco, già che Manna sta spingendo così tanto significa che Manna ascolta i tifosi, perché i tifosi vogliono Antonio Conte, non me ne vogliano chi è pro Gasperini o chi non vuole Gasperini, ma secondo me la scelta giusta sarebbe fare quella di Antonio Conte. Poi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti, o Conte o Gasperini. Ecco, l'unica cosa che io dico, a fine mese deve avere il nuovo allenatore, perché a fine mese devi sapere chi è il tuo allenatore. Se non sai a fine mese chi è il tuo allenatore, partiamo male, perché i giocatori, il calciomercato, ragazzi, si fa anche grazie a chi ha in panchina, perché chi ha in panchina ti può portare diversi giocatori. Mi ricordo il primo anno di Benitez, Higuain, Caleon, Raul Albiol, Mertens. Perché? Perché c'era Benitez sulla panchina del Napoli. Ci fosse rimasto un qualsiasi allenatore non sarebbe venuto nessuno di questi top player, ragazzi. Ricordatevi, l'allenatore incide moltissimo sul calciomercato e sulle trattative di mercato, ragazzi. Questo occhio, perché questa è una cosa che va tenuta veramente in mente. Dice il Corriere dello Sport, a centrocampo il primo obiettivo è Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Sappiamo, il Napoli a gennaio offrì 40 milioni, però la valutazione in questo momento è in crescita del ragazzo. Bisogna vedere Manna che profili vorrà andarsi a prendere per creare questo Napoli. Foloruscio dovrà fare rientro alla base e Manna sta già lavorando per il rinnovo proprio di Foloruscio, ragazzi, quindi occhio, perché si parla già di un rinnovo di Foloruscio per farlo rimanere a Napoli. Quindi giocatore giovane, giocatore forte, perché Foloruscio, ragazzi, sta facendo un grandissimo campionato con il Verona, anzi ha raggiunto la salvezza con il Verona alla penultima di campionato con la Salernitana. E poi si parla di Gaetano che però secondo me con la trattativa Nandez, ovvero Cagliari-Roma, potrebbe entrare nel giro del calciomercato, ovvero venderlo al Cagliari. Ora vedremo un pochino, ragazzi, poi bisognerà fare diverse valutazioni. Ieri ha parlato con la gente di Meret, cioè Manna in mezza giornata ha fatto quello che non ha fatto Meluso in tutta la stagione.
e a fine settimana si parla già di parlare con gli agenti di Kvara per il rinnovo del contratto del giocatore. Manna si è già mosso, Manna sta facendo cose incredibili, lo possiamo dire. Oh giovane, buongiorno, che è successo? Ah, vai a pisciare, vai a pisciare, vai a pisciare. Stavamo dicendo, scusatemi, Diego doveva andare a fare la doppia P. Comunque, piace molto anche Ugarte del Paris Saint-Germain a Manna e Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. Io spero di averlo detto bene, ma in Germania tenete certi nomi, guagliù, e che cazzo? Chiamatemi Mönchengladbach, ma io un altro nome, più facile, per voi è facile, ma comunque dice il Corriere, in Italia gli obiettivi restano brescianini del Frosinone, che l'abbiamo visto anche nell'ultima di campionato, non ha giocato malissimo Brescianini, però non mi convince tanto, sono sincero. Altro profilo è Youssouf Fofana del Monaco. Ecco, Fofana sinceramente non mi dispiacerebbe. Però ecco, come detto, sta facendo veramente tante cose. In effetti qui dice Sky Sport, la prima giornata a Castelvolturno per Manna, scusatemi, il primo obiettivo del nuovo DS è individuare l'allenatore per la prossima stagione, da un lato c'è Gasperini e Conte, dall'altro Pioli e Vincenzo Italiano. In base alle scelte di Manna dovrà intervenire nella composizione della rosa, orientandola sul calciomercato che farà il Napoli la prossima stagione. Io sono sincero, molti già staranno dicendo ha già litigato con De Laurentiis. Ragazzi, quando prendi un DS competente va fatto lavorare. Io mi ricordo il primo anno di Benitez, tutti quei nomi favolosi, Higuain, Raul Albiol, i famosi scarti del Real Madrid che poi scarti non erano, per molti erano scarti, per noi sono diventati degli idoli, anche se quella loda di Higuain poi è andata alla Juventus, questo è un altro discorso. Lì c'era il DS competente e bisogna ritornare su quella via che ti dice il DS. Se il DS ti dice oh, non stai ad ascoltare Chiavelli, spendiamo 5 milioni in più, andiamoci a prendere questo giocatore perché serve per il centrocampo, dai retta al DS, non dare retta a Chiavelli. Chiavelli guarda il conto in banca. Se vuoi vincere non devi guardare il conto in banca. I soldi, le paparelle, Aurelio. Se tu cacci il cash torni a vincere, se non cacci il cash qualificazione in Champions League, quello è l'importante. Il prossimo anno sarà andare in Champions League, questo lo sappiamo, quindi non mi aspetto un Napoli che lotti per lo scudetto, ma mi aspetto un Napoli che lotti per la Champions League. Poi dovesse venire Conte al Napoli, potrebbe cambiare tutto. Va bene, dico solo questo. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao!